E allora eccoci tornati in studio al nostro appuntamento settimanale con il Memento che questa sera dedichiamo a una questione di carattere ambientale, di inquinamento, un inquinamento che probabilmente arriva da tempi anche questo lontano, ma che si ripresenta anche come dire, con delle problematiche di grande attualità, Ermanno. Sì. Abbiamo un problema che si riemerge come al solito. Abbiamo nella zona di Rosà un'area inquinata. È tornato fuori il fatto perché si sono mossi dei comitati per riuscire a disinquinare la zona. Naturalmente la notizia è molto pertinente in questo momento, ci sono state anche delle vicende abbastanza gravi e quindi abbiamo con noi un ospite che è appunto la dottoressa Marina Lices, che adesso ci racconta un attimo. Buonasera a tutti. Ci racconta un attimo, dietro le spalle di Marina Lices abbiamo l'area che si presume essere inquinata e che è oggetto di controversie anche col comune di Rosà e gli altri comuni limitrofi. Quindi che cosa ha trovato lei? Cosa pensa ci sia in quest'area? Sì. Sono stata a Rosà in occasione del nuovo progetto dell'ETRA, perché mi era stato chiesto se avrebbe potuto generare degli impatti con il traffico, quindi questo sarebbe stato il mio compito. E quindi grazie all'ETRA, grazie al progetto dell'ETRA invece scopro ben altro, quindi scopro che... Per il pubblico l'ETRA cos'è? Allora, è il gestore comunque delle acque, ecco, sì. E che avrebbe dovuto... delle acque nel Veneto. Nel Veneto, sì. Avrebbe dovuto, ha già presentato al comune di Rosà un progetto per fare degli uffici in una zona fatalità ricompresa fra due ex cave, di cui una la Castellan, che è una discarica dichiarata, e a sud la ex cava di Poiana, che ahimè invece risulta essere una discarica. E che quindi non veniva considerata come tale. Ecco, sì, veniva considerata come ex discarica, in fase di, diciamo, rinaturalizzazione, perché quando sono stata nei luoghi ho visto vegetazione, eccetera. Quello che mi ha colpito e mi ha invitato ad approfondire sono stati dei rifiuti che affioravano lungo il perimetro e guardando più all'interno ne ho visti altri anche di più grandi e quindi sono andata, il mio sopralluogo è diventato, diciamo, più approfondito e ho scoperto che la discarica è giusto che sia discarica, quindi non è più una ex cava, ma è un sito improprio perché è stato utilizzato come riempimento di rifiuti industriali e diciamo urbani, certo. Misti, rifiuti certo, misti. Certo. Ecco, senta, abbiamo realizzato un breve servizio nel quale abbiamo un po' riepilogato tutta la vicenda anche come dire, per i telespettatori, così magari riescono a inquadrare tutta la problematica che si è scatenata in questi ultimi mesi. Ma sentiamo il servizio. Una situazione di inquinamento diffuso in due ex cave usate come discariche soprattutto nel passato e nella roggia che le costeggia. Ci troviamo a Rosà nel Vicentino, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Le due ex cave denominate Castellana e Poiana per decenni furono utilizzate come discariche in modo intensivo dagli anni 60 agli anni 80 e dove sarebbero stati sversati rifiuti di ogni tipo. Le cave discariche furono bloccate dopo molte polemiche nel 1987 ed effettuata la bonifica da parte della provincia. In una parte dell'area, compresa tra le due ex cave, la Multiutility ETRA, una SPA che gestisce il ciclo dell'acqua in diversi comuni tra il Padovano e il Vicentino, vorrebbe realizzare un edificio a destinazione polifunzionale e per monitorare i lavori è nato un comitato di cittadini a Rosà che, preoccupati della situazione ambientale, hanno voluto vederci chiaro. Una preoccupazione fondata soprattutto da quanto emerso dai sopralluoghi, dalle analisi effettuate da una consulente ambientale incaricata dallo stesso comitato.
mercato. Nella roggia, che costeggia le due cave, ha trovato idrocarburi 10 volte oltre la soglia e metalli pesanti, cromo e arsenico. Una troupe della RAI con il giornalista Matteo Morovicic, che era sul posto per un servizio alcuni giorni fa sul caso delle discariche, si è trovato con i pneumatici dell'auto tagliati. Un gesto di intimidazione che riaccende il clima di tensione sul grave problema delle discariche in Veneto, a lungo utilizzate per conferimenti privi di alcun controllo di ogni sorta di rifiuto tossico. Allora, la consulente ambientale è lei, è la dottoressa Marina Lecis. Qui abbiamo un pochino riassunto un po' quella che è stata la dinamica. Ecco, sono di fatto, soprattutto la discarica Castellano, una discarica ufficiale che tra gli anni 60 e gli anni 80 veniva utilizzata, però certo. Che cosa è stato portato in questa discarica? Allora, sembra che sia stato portato di tutto, ma soprattutto io mi baso sulle carte. Quindi ho acquisito la documentazione anche della provincia di Vicenza, che dichiara che sia una delle più antiche discariche, peraltro è del dopoguerra, e che è priva di fondo. Quindi la discarica Castellan giace direttamente al suolo, senza avere uno strato di impermeabilizzazione, e questo da sempre. Non c'è neanche copertura, quindi vuol dire che con le piogge negli anni c'è anche percolazione. E siamo in un momento, in un'area critica, perché siamo a valle della linea di ricarica delle falde, la Pedemontana, e siamo anche a sud del tracciato della Pedemontana di Rosà. Ecco, quindi, ed è un'area dal punto di vista idrogeologico molto sensibile, quindi la falda è una falda vulnerabile. Diciamo che questa tipologia di discarica non doveva neanche partire in quegli anni lì. La normativa ambientale non era come quella di adesso, naturalmente, e le discariche sorgevano un po' qui, un po' lì, soprattutto con materiale urbano, ma poi negli anni veniva aggiunto anche quello industriale. Quindi, seguendo il processo dell'industrializzazione, sappiamo che poi nelle discariche è arrivato di tutto. Ma la mia preoccupazione qual è stata? Quando sono arrivata in prossimità di questa discarica, la roggia era in secca, perché la roggia poi viene riempita dall'acqua successivamente, e l'ho percorsa sia verso est che verso ovest ed era proprio tutto secco. Ad un certo momento mi trovo nelle sabbie mobili. Ecco qua, qui abbiamo le immagini che sono molto esplicative, e mi trovo che tutta la sponda della roggia a valle della discarica, la sponda è costituita da strati di rifiuti, dove escono rifiuti plastici, anche ferro, altre cose, insomma, quindi rifiuti misti. Ma in mezzo a queste sabbie mobili, io peso 45 kg, sprofondo io, e quindi mi dico: ma da dove viene questa tipologia diversa? Comincio ad osservare il colore del terreno, del sedimento della roccia, e inequivocabilmente è simil color petrolio, e anche come consistenza e come odore. Quindi mi allerto subito e mi preoccupo, e comincio a fare un campione significativo del sedimento della roggia di quel tratto lungo almeno 50-60 metri, e che confina, ecco, il colore questo era tutto così, e che confina direttamente. Questo che vedono i telespettatori. Sì, ed è molto esteso. Quindi prelevo io il campione, lo posso fare, lo faccio portare appunto presso un laboratorio accreditato, e attendo i risultati con ansia, perché già da quello che vedo intuisco che qualcosa di buono non è. Il laboratorio mi restituisce delle analisi preoccupanti, dove appunto ho idrocarburi pesanti, i famosi C maggiori di 12, 10 volte superiore il valore limite della tabella A della 152, che è il codice dell'ambiente, 10 volte superiori, e superiore al limite è anche il nickel, che il nickel è una sostanza, è un metallo, esatto, il nickel è una sostanza tracciante delle discariche, ecco, quindi né gli idrocarburi né il nickel io ce li ho in natura, e quando c'è un superamento anche di un unico parametro bisogna avvisare la procura. Tant'è che l'avvocato destro mi ha incaricata, allertato anche lui del risultato di queste analisi, di redare un verbale, una relazione tecnica che ho fatto, e questa mattina l'avvocato destro ha depositato tutto in procura. Ecco, ma questa discarica non era stata bonificata?
Si dice così, si dice così. No, allora... c'è stata una spesa, cioè, poi certo. è stata, la provincia ha messo dei soldi perché questa discarica giustamente venisse bonificata. Quindi la gente è preoccupata, ma non lo dovrebbe essere perché ormai non c'è più inquinamento. Esattamente, allora io non avrei dovuto trovare quello che ho trovato, non avrei dovuto trovarlo, ma l'ho trovato. Ora sarà la procura che svolgerà le proprie indagini e accerterà la causa di questa contaminazione, quindi è certo che lì c'è. È chiaro, io ho fatto delle analisi di parte, però analisi presso un laboratorio certificato e accreditato, e di mestiere, voglio dire, faccio la consulente ambientale da anni, faccio monitoraggi da anni, quindi insomma, voglio dire, non sono certo improvvisata, ecco. Certo. E sono stata anche accusata di aver fatto allarmismo assieme all'avvocato Destro, ma poi ci rivolgeremo anche noi presso le sedi opportune per difendere la nostra professionalità e serietà. Certo. Quindi ci sono due problemi, quello dell'inquinamento che probabilmente sussiste ed è rimasto, e la spesa inutile che è stata fatta per una bonifica che deve essere stata consistente. Certo. E quando si bonifica quella cosa che è stata prelevata dove è andata a finire? Certo, poi ripeto, il suolo lì sotto è critico, cioè certo, non so se vi ricordate, esatto, Tezze sul Brenta, siamo vicini a Tezze sul Brenta, la famosa contaminazione da cromo esavalente della ex galvanica. E lì c'era stata una perdita del cromo esavalente ed era finito direttamente in falda, contaminandola tutta verso sud. La procura di Padova aveva aperto un'indagine e si era accorta appunto di questa grande contaminazione. Adesso è stata circoscritta, però la bonifica non è ancora conclusa, quindi è circoscritta, non contamina più la falda, però è molto costosa la bonifica. Quindi si sa che c'è un costo altissimo per tutte le discariche comunque, o per tutti i tipi di contaminazione a seconda della superficie, dell'estensione, se hanno contaminato solo il suolo oppure anche la falda o anche l'acqua superficiale. È verosimile, come avete fatto vedere nella slide, che adesso c'è l'acqua del consorzio di bonifica che scorre e scorre sopra la contaminazione dei idrocarburi. Esatto. E va a lambire anche gli altri comuni verso est. E quindi c'è un rischio anche per l'agricoltura. Certo, c'è un rischio di potenziale di contaminazione che va accertato naturalmente, quindi io non è che voglio fare allarmismo, io semplicemente sto dicendo quello che ho trovato, certo. In maniera scientifica, in maniera tecnica. Sì, però c'è anche un comitato, non è solo lei che si è in fase di allarme, certo. Ma anche questo comitato che si è costituito e che ci ha appunto incaricati perché temeva ed era probabilmente a conoscenza dell'esistenza già di questa discarica e di altre cose, quindi insomma alla fine il comitato si è mosso per capire cosa stava succedendo in quest'area. Sì, perché c'è anche un problema non solo di inquinamento dell'area, ma anche una pericolosità per l'ambiente se fosse quello che abbiamo detto, certo. Si presume esserci. E ci vuole a questo punto anche una verifica del rischio sanitario, quindi io avevo proposto in occasione dell'assemblea pubblica giovedì 11 dove erano stati invitati anche i sindaci di tutta l'area e avevo così consigliato in virtù del principio di prevenzione e precauzione dopo quello che è stato trovato di fare la VIS, che è la valutazione di incidenza sanitaria che la normativa europea ci consiglia di fare in virtù proprio di questi casi di contaminazione. Ecco, senta, lei ha trovato anche rifiuti più recenti, diciamo, rispetto a quelle che sono le date di chiusura di queste certamente, cave. Sì. Sono stati trovati anche dei rifiuti, quindi abbandonati, quindi una vera e propria discarica più piccola, chiamiamola comunque discarica a cielo aperto, sopra l'area della Etra, diciamo, ed erano sia rifiuti urbani che rifiuti industriali. C'erano dei frigoriferi, c'erano materiale plastico accatastato, ma quello più preoccupante erano dei barattoli di solvente industriale. Quindi lì abbiamo appunto il problema della percolazione, piove, va tutto in falda. Questo al di fuori quindi della discarica castellana, sì, ma verso la cava nella Poiana? Famosa area intermedia tra le due ex cave
le due ormai discariche acclarate, dove appunto la multi-utility dovrebbe fare questo nuovo progetto. Quindi e l'avvocato Destro ha appunto mandato una diffida al sindaco per informare che insomma c'era questa, questo è stato tutto documentato, accertato a seguito del mio primo sopralluogo, è stato tutto trasmesso alla procura, tutto quanto, quindi già più di un mese fa ormai, quindi la procura è già stata allertata insomma, di quello che abbiamo trovato. Quindi sarebbe auspicabile una recinzione quantomeno per evitare ulteriori attività di discarica? Diciamo che ci hanno detto che era, io poi sono tornata a vedere, c'era stato anche un recupero di questo materiale. Tornando però il 10 aprile, il giorno prima della serata dell'11, mi sono accorta che c'erano ancora comunque dei rifiuti, anche ancora bombolette in giro, quindi diciamo che la pulizia non è stata così precisa. Ho capito. Bene, allora ai nostri telespettatori diamo l'appuntamento per dopo Pasqua, per la trasmissione di venerdì dopo Pasqua, così parleremo più approfonditamente di questo problema. Certo, il problema delle cave che qui è un caso che è stato scoperto adesso, ma ricordiamo che è una cava datata, diciamo tra virgolette, quindi in tutti questi anni il problema è rimasto, diciamo così, silente, no? Esatto, e addirittura nell'ultimo sopralluogo, proprio in prossimità della Poiana, c'era un nuovo rogo, cioè bruciano i rifiuti nuovi, quindi materiale plastico che anche quello, poi c'erano delle ceneri eccetera, col poi periodo di siccità che c'è stato c'è anche il pericolo dell'incendio, quindi insomma ecco, io spero di aver fatto un servizio sociale e di aver informato e spero che nessuno dica più che la dottoressa Lecis fa allarmismo, perché viene rispedito al mittente. Casomai se fosse così siamo corresponsabili anche noi di questo allarmismo, ma quello che è importante è prevenire. Perché curare poi è sempre troppo tardi. Certo, soprattutto conoscere anche, no? Essere a conoscenza di quello che c'è. Perché, i cittadini hanno necessità di sapere, dopodiché decideranno loro e gli amministratori hanno il dovere di tutelare la salute dei cittadini. Se non ci fosse niente perché è solo una cosa superficiale, comunque è stato fatto un lavoro di informazione e questo è positivo. Dopodiché se invece c'è qualcosa, allora le autorità competenti dovranno attivarsi in tempi brevi, perché naturalmente se è quello che abbiamo visto va nelle falde, e le falde naturalmente l'acqua in falda non è ferma, si muove e quindi viene verso la provincia di Padova, poi arriva da noi, arriva da noi. Fa dei bei percorsi, ma soprattutto anche va a inquinare quelli che sono i pozzi normali, e quindi gente che ha il suo pozzo, che fa attività agricola, si trova senza sapere ad avere un inquinamento di vario genere, e ne abbiamo parlato nelle volte scorse, e quindi è bene che la gente sia informata, perché con l'informazione poi si riesce a gestire meglio questa. È la base di partenza. È la base di partenza. Quindi la ringraziamo per il lavoro che sta facendo. Grazie della disponibilità come sempre. E aspettiamo per la prossima puntata. A dopo Pasqua, e tanti auguri ai telespettatori, a chi ci segue. Ecco, tanti auguri anche a lei. Bene, noi adesso ci fermiamo per i telespettatori, un breve break pubblicitario, però avete visto nel crawl che passava sullo schermo, adesso è il momento di parlare del sonno, dei suoi disturbi e di tutte quelle che sono le problematiche legate ai disturbi del sonno, insonnia, i risvegli notturni. Ne parleremo con degli esperti in studio, quindi solo qualche minuto di pubblicità, a tra poco.